In questi giorni commemoriamo due eventi di grande importanza per la causa dell'unità dei cristiani. Il 25 maggio di 25 anni fa, il Santo Papa Giovanni Paolo II pubblicò la sua enciclica sull'impegno ecumenico Ut Unum Sint. Con tale documento, 30 anni dopo la fine del Concilio Vaticano II, egli detto un rinnovato impulso alla decisione conciliare relativa alla partecipazione della Chiesa Cattolica al movimento ecumenico, descrivendola come via irreversibile della Chiesa Cattolica. E il 5 giugno di 60 anni fa il Santo Papa Giovanni XXIII istituì l'allora Segretariato per la promozione dell'unità dei cristiani, che nel 1988 fu ribattezzato Pontificio Consiglio. A nome e per conto del Papa, il Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani conduce dialoghi ecumenici con le altre chiese e comunità ecclesiali cristiane con l'obiettivo di ritrovare l'unità dell'unico corpo di Cristo, ferito nel corso della storia dalle molte divisioni. Queste due ricorrenze commemorative mostrano quanto sia a cuore alla Chiesa Cattolica il compito ecumenico.